È vecchio a cavo per fare scena, anche noi abbiamo uno scenografico. Dai ragazzi. Vai. Partiamo dalla sanità, insomma lei vuole difendere la sanità d'eccellenza del Veneto, Presidente, partiamo da questo. Ma lo facciamo con i numeri, faremo una serie di presentazioni ai cittadini, proprio con delle conferenze stampa, grazie al vostro aiuto, per dare un po' i numeri della sanità, visto e considerato che stiamo investendo altri 437 milioni, l'anno scorso 371 milioni e poi diciamo, possiamo dire che i Veneti ad esempio sono indagati da un punto di vista ovviamente sanitario, clinicamente, dalle macchine più innovative che ci siano sul mercato internazionale. La sanità mentale dei Veneti, anche dei più giovani, dopo il Covid, insomma un'attenzione particolare, un appello direttamente ai ragazzi. Guardi, parliamo di sportello inoltre, no? 800 33 43 43, questo è il numero verde, si può chiamare, c'è l'anonimato. Abbiamo avuto 15.000 utenze, 1.066 persone prese in carico, esiste dal 2012, per dire cosa? Per dire che se un giovane si sente in difficoltà, ma anche un adulto, e il tema della salute mentale, la depressione, istinti suicidari o altro, faccia questo numero, lì avrà la riservatezza, avrà dei professionisti e poi diciamo, come si può dire, un raggio di sole lo si vede sempre. Non è una presa di posizione politica ma tecnica, una volta vista la relazione per quanto riguarda l'estrazione di gas ci potrebbe essere una presa di posizione formale anche delle Veneto? Sì, guardi, è un fatto di coerenza, insomma, i cittadini mi conoscono, quando dico roba la faccio. Secondo me abbiamo chiesto al Ministero di interpellare gli accademici, gli universitari del Veneto per fare un gruppo di lavoro per dirci se è rischioso o meno dal punto di vista scientifico attivare le trivellazioni ovviamente nel Polesine. È altrettanto vero che se la relazione dirà che è rischioso, ci sono dei dubbi, il Veneto si porrà dalla posizione della tutela estrema. Le 5.000 persone che hanno manifestato per la sanità dell'uno cosa pensi? Penso che sia un diritto democratico manifestare, però è altrettanto vero che un altro diritto democratico è quello di dire che ci sono i numeri che dimostrano il contrario. Dopodiché io ho rispetto delle idee di tutti, ma dire che è una sanità dimenticata sapendo quanto abbiamo investito siamo disposti a dimostrarlo in qualsiasi istante. Sentir dire che abbiamo chiuso ospedali che non abbiamo mai chiuso o altre robe del genere, si figuri. Io ho notizie di graduatorie scorse anche una ventina di volte perché puntualmente l'assunto si faceva assumere e andava via. Cioè, il problema è che alcune località, esempio le valli bellunesi, hanno la difficoltà dell'attrattività in un mondo del lavoro nel quale mancano i medici. Il medico oggi decide di andare dove vuole a lavorare. Se avessimo un surplus di medici molto probabilmente non avremmo quei problemi di organico che abbiamo in giro. Ci ricordo che in Italia mancano 50.000 medici e 3.500 di questi mancano in Veneto. Da questo punto di vista Verdi Sinistra Italiana credo hanno depositato una richiesta perché Venezia sia dichiarata zona disagiatissima proprio per la sanità. Io penso che il disagio di Venezia sia evidente e rappresentato dal fatto che l'attrattività anche rispetto ai professionisti langue per un semplice motivo, che c'è il tema dei costi. Se parliamo di questo, se parliamo di infrastrutture sanitarie non all'avanguardia vuol dire che siamo fuori strada perché le strutture sono all'avanguardia, stiamo investendo un sacco di soldi e come ripeto, tutti gli investimenti fatti in questi 13 anni che mi competono sono sotto gli occhi di tutti. Se qualcuno volesse vedere o per vostro tramite vedere i dati lascerebbero stupiti chiunque. Proprio per i costi, sì, per i costi di vita che ci sono. Ha detto che non è una questione di budget, dal punto di vista della sanità si fanno sempre di trasferimento nella sanità privata. No, ma io dico che ovviamente anche il privato, che è la terza gamba del tavolo dell'offerta sanitaria, ricordo che il Veneto è la regione con minor quota di privato in Italia, per nostra scelta, ma non perché i privati non siano bravi, i privati sono bravi, fanno un sacco di attività, però voglio dire che a un certo punto mancando i medici, se mancano a noi mancano anche a loro e quindi nonostante questo su alcuni fronti non siamo in grado nel pubblico e nel privato di erogare il servizio, tutto qua. Può fare meglio per quanto riguarda le liste d'attesa, comunque tasto dolente, l'ha detto anche. Le liste d'attesa sono da sempre un tasto dolente, perché vi ricordo di andare a vedere un po' le rassegne stampe degli ultimi 15 anni e vedo un sacco di aperture sui giornali durante tutti questi 15 anni. La verità è che oggi c'è il combinato disposto di un problema che è da un lato che mancano i medici, mancano 3.500 medici in Veneto e 50.000 in Italia. Dall'altro ovviamente c'è un incremento negli anni, di anno in anno, delle prestazioni. Noi 2023 rispetto al 2022, tanto per darvi un dato, abbiamo più 35% risonanze addominali,
Voi capite che il medico già manca a fare le risonanze per quelle che facevamo l'anno scorso. Se ci aggiungi il 35% il conto è presto fatto. Cioè il mare con un secchio non si può svuotare. Quindi il messaggio... Ci vogliono medici, ci vogliono 3.500 medici. Se facessero 10 visite al giorno sarebbero 35.000 prestazioni al giorno. Praticamente noi azzeriamo le liste d'attesa in 3 giorni. Ma aspetto di capire dove andrà il bob skeleton slittino e questo non compete a noi, per capire anche da un punto di vista di localizzazione quali saranno le migliori soluzioni. Dopodiché mi aspetto una proposta rispetto alla redistribuzione, visto e considerato che non si può pensare che uno dei 2 pilastri della candidatura delle Olimpiadi, uno è un pilastro assolutamente forte che è Milano, dall'altro l'altro pilastro importante, iconico per gli sport invernali che è Cortina, ecco Cortina non possa avere solo 4 gare e 24 medaglie. Non possa avere solo 8 gare e 24 medaglie. C'è una deadline, cioè una data entro la quale bisogna decidere chi ospita il bob. Io penso che ne avremo una decina di giorni per capire dove andrà il bob e poi da qui cerchiamo di capire quale sarà la proposta che ci verrà fatta. Ma nella totale serenità, guardate, questa non è una lotta contro qualcuno, ma è una questione di buonsenso. Che rassicurazioni può dare ad oggi ai veneti? Aspetto? Che rassicurazioni, le Olimpiadi, hanno paura di... Beh, che intanto ci sono perché me le sono inventate io. Nessuno mi ha chiesto rassicurazioni se avessi presentato il dossier, quindi questa arriva gratis, tanto le Olimpiadi ce le abbiamo. Adesso vediamo di capire di portare a casa. Voglio già dire che comunque un risultato a tavolino c'è. 3 miliardi e mezzo di cittadini nel mondo che vedranno le Olimpiadi del Veneto, 1,5 miliardi di PIL di incremento e 1,5 miliardi di opere che comunque sono cartografate. Dopodiché adesso discuteremo anche di gare. Sulla manovra del governo invece ci sono ulteriori tagli agli enti locali, in alcuni casi si dice non ci si squadranno più, soprattutto per quello che riguarda i comuni, erogare i servizi come una volta. Staremo a vedere, guardi, stiamo ancora alle bozze della manovra, dobbiamo arrivare alla manovra finale, al testo di legge approvato per capire quale sarà effettivamente la ricaduta finanziaria. Ogni anno, ormai lo posso dire per esperienza, si discute delle bozze, poi ci si trova una manovra che magari va in altre direzioni. 2 scosse in soli 3 giorni in Ci provincia di preoccupa. Rovigo? Ci preoccupa, io sono già stato commissario del terremoto qualche anno fa, sempre del Polesine, ovviamente quel terremoto devastante che ha avuto l'Emilia Romagna. Ci preoccupa, non siamo noi tecnici, non vi so dire se siano scosse, sono a profondità di 20 km, la zona di Ceneselli e quei comuni. Dico che i tecnici monitorano, noi attendiamo indicazioni, siano di assestamento, non lo siano, questo non ve lo so dire, non sono io che devo dirlo, lo dicono i tecnici. Ai cittadini faccio appello di restare sempre informati in maniera tale che se ci sono indicazioni le sappiano cogliere al volo. Ecco, gli esperti dicono anche fare più attenzione per quanto riguarda la casa, come si costruisce la casa piuttosto che più prove, evacuazione a scuola, semplici consigli, mettersi sotto il banco, forse manca un po' di sensibilità nei veneti a questo proposito. Beh, guardi, di terremoto ne abbiamo parlato molto perché poi culturalmente noi siamo entrati nel mood della tutela dall'evento sismico nel 76, quindi il tema di mettersi sotto i portali nei fori delle porte, perché appunto magari di muri portanti nel momento in cui c'è la scossa, di non prendere l'ascensore, queste sono anche banalità, e a scuola di mettersi sotto i banchi, c'è le protezioni, però direi che di questo si parla tanto, dopodiché cercheremo anche di capire l'evoluzione. Presidente, so che non ne parla, volentieri, glielo chiedo lo stesso. C'è qualcuno che si è preso la briga di fare un sondaggio il mese scorso sul suo gradimento tra i veneziani in caso di una sua candidatura a sindaco? Il 30% ha detto sicuramente sì, il 30% sicuramente no, poi c'è un 25% probabilmente sì. Come lo giudica come sondaggio? Che manca un 25%? E sono quelli indecisi. Indecisi. Ma no, guardi, l'ho letto anch'io sui giornali, quindi non ho niente da aggiungere, sono concentrato sulla regione, su finire questo mandato, mancano ancora un paio d'anni, forse anche qualcosa di più, quindi mi fermo lì, nel senso che non ho altro da aggiungere. Poi fra 2 anni, guardate, 2 anni e mezzo, quello che sarà un'era glaciale nuova, quindi stiamo sempre facendo discorsi rispetto a dinosauri che c'erano e ci saranno. Grazie.